Buongiorno cari amici, oggi parleremo in questa pillola del giorno dell'Om, quando il vostro maretto veneziano incontrò l'Om. Ma prima di fare questo, il vostro maretto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda, al canale YouTube del vostro maretto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi di Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete, al lunedì sera alle 20:30 Hildegarda Maretto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. I link sono qui sotto in descrizione. Se avete problemi a entrare, chiedete pure a Milas. Bene cari amici, mi raccomando anche un bel super like e un bel commento qui sotto, che il vostro marietto ci tiene ad animare il proprio canale. Bene, partiamo quando il vostro marietto ha cominciato a incontrare l'Om. Praticamente ero col capitano degli alpini di Torino in Tibet, ci eravamo trasportati proprio fisicamente bilocati, e io ero dentro questa grotta, sentivo questo Om e vedevo in questa grotta qui questi personaggi che mi sembravano particolarmente strani, perché erano vestiti con dei sai pelati e appunto con una faccia tibetana, intorno praticamente dentro una grotta, intorno a un buco, e continuavano a dire Om. La prima cosa in cui restai di stucco è che queste persone erano tutte anziane. Erano sedute in circolo in questa grotta, no? E continuavano a dire Om. A un certo punto io li guardai, e avrò avuto 12 anni, 13 anni al massimo, li guardai e non riuscivo a capire come potessero prendere tutta quella forza per stare lì tutto quel tempo a fare e dire quel Om in modo gutturale. Era proprio un Om che sembrava come se fosse un motore. A che mi voltai verso il capitano degli alpini di Torino e dissi: ma come fanno questi qui a star lì seduti non in ginocchio, con le gambe incrociate, tutto il santo giorno a dire Om? E il capitano degli alpini di Torino mi spiegò che praticamente questa energia che loro hanno la prendono dal cosmo, gli entra al cervello e praticamente li fa stare in uno stato vibrazionale da samadhi, e loro praticamente continuano a ripetere questa vibrazione per tenere in piedi tutto il nostro mondo, e se dovessero fermarsi loro, tutto quello che noi conosciamo collasserebbe e andrebbe nel caos. E per il capitano degli alpini di Torino il caos è il basso astrale. Molti gruppi esoterici il basso astrale lo chiamano il caos. Perché il vostro maretto era un pochettino titubante, no? Perché li vedeva tutti lì a dire questo Om, si chiedeva ma da dove prendono questa energia, e non capiva come potesse arrivare giù dal cosmo. Al che uno di questi tibetani si alzò e mi lasciò provare me. Io ero un po' scettico, chiaramente ero piccolino, mi sono messo anch'io con le braccia, con le gambe incrociate vicino a loro, e mi sentii entrare dalla fontanella della testa questa energia potentissima che mi lasciava una pace immensa e mi faceva entrare in questo stato di beatitudine. E praticamente l'Om cominciava a fluire da solo, cioè praticamente era come se dal cosmo scendesse questa forza, questa energia, questa potenza che entrava nel mio corpicino e mi faceva sempre dire Om. E quando entrava questa energia bellissima, benefica, io mi sentivo in pace e sentivo come se fossi stato in un momento di illuminazione. Ma la bella cosa di questo è che quando ero in questo stato qui avrei potuto decidere in ogni momento come smettere o ricontinuare. In altre parole, non si era in un certo senso obbligati a restare in quella posizione di benessere, si poteva smettere in qualsiasi tipo di momento. Infatti questi tipi qui tibetani che ho visto, praticamente loro continuavano tutto il santo giorno, tutta la santa notte, per mesi e anni, a stare in quella posizione e a continuare a dire questa parola Om, no? Proprio per poter far andare avanti questo tipo di mondo, questo tipo di vibrazione su questo pianeta. Infatti il capitano degli alpini di Torino mi disse che quando questi qui, se dovessero smettere questi tipi qui, il mondo collasserebbe e andrebbe in entropia. Anche il vostro maretto era molto preoccupato, anche perché il capitano degli alpini gli aveva fatto vedere come sarebbe stato in futuro
il mondo, no? E che i cinesi avrebbero invaso questo stato dove c'erano questi tibetani, ma loro sapevano benissimo che sarebbero dovuti andare nella grotta, nel senso scendere nella clandestinità e continuare questo loro lavoro, e dopo 500 anni sarebbero potuti riemergere per continuare questo lavoro in un certo senso alla luce del sole. Bene, cari amici, questo è un piccolo racconto per dirvi quando il vostro marietto ha incontrato i tibetani dell'OM. Vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare al Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. E se vi scappa anche un super like, è sempre ben accetto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!